Benvenuti! Oggi facciamo un approfondimento su una falesia d'arrampicata in Friuli, una con un nome molto particolare, Detules furlanes. Sì, un nome decisamente curioso. Le info principali le abbiamo prese da un aggiornamento recente sul sito wapkandana.com e poi ecco c'è una nota sul significato del nome. L'obiettivo è dare un quadro, insomma, capire cosa offre questo posto, soprattutto con le ultime novità. Esatto, e partiamo proprio dal nome, che è già un indizio. Detules furlanes significa proverbi friulani. Ah, proverbi friulani. Interessante. Fa pensare, no? Sì, suggerisce che magari c'è qualcosa di più di semplice roccia. Forse un luogo con una storia. E la novità principale, dicevi, è questo aggiornamento su webbedana.com. Proprio così. Finalmente hanno messo un elenco, quasi completo pare, delle vie per 2 settori, la Buse e l'Elefante. Ottimo. Questo aiuta molto chi vuole andare lì, per pianificare. Assolutamente. Un bel passo avanti per la fruibilità, direi. Allora, ricordiamo dov'è. Siamo su Pramusi, un paesino che si raggiunge da Tarcento, provincia di Udine. Ok. In tutto parliamo di circa 25 vie, divise in 3 settori principali. C'è il settore alto, poi la Buse e l'Elefante. E la roccia? Com'è? Calcare. Dicono calcare buono, ma c'è un ma. Le fonti segnalano anche dei tratti friabili. Ah, quindi attenzione. Non è tutto super solido. Esatto, bisogna andarci un po' con la testa, diciamo. Non sottovalutare. Capito. E i settori come sono? Cioè, che differenze ci sono? Partiamo dal settore alto, magari. Mi sembra quello un po' più storico. Sì, in un certo senso lo è. È quello ideale se cerchi vie più lunghe ma non difficilissime. Lì ci sono 11 vie. 11, ok. Sono state aperte e attrezzate da un istruttore, Guido Nobile, e infatti c'è anche una targa. Una targa commemorativa, sì, una targa in suo onore. È scritta in friulano, dice «Veste parete è stata scoperta in mitude in opere di Guido Nobile, che l'ha insegnata a rimpina tanci di lor, con afiet e amici». Bello. E cosa significa? Questa parete è stata scoperta e attrezzata da Guido Nobile, che ha insegnato ad arrampicare a tanti di loro, con affetto gli amici. Davvero un bel gesto. Un segno di comunità, di riconoscimento. Esatto, molto toccante. È il settore La Buse. Il nome suona diverso. Eh sì, qui cambia la musica. Vie più corte, ma decisamente più impegnative. Ah, ok. Livello più alto. Sì, siamo sui gradi 6B, 6C più o meno. È un settore anche molto ombreggiato, il che d'estate non è male. Vero, può essere un vantaggio. Però c'è un però anche qui. L'accesso è un po' più scomodo. C'è un sentierino stretto, in alcuni punti rovinato. Addirittura? Sì, tanto che hanno messo una corda fissa per aiutarsi a salire o scendere. Insomma, un ambiente un po' più selvaggio. Capisco. Quindi più esigente sia la scalata che l'avvicinamento. E l'ultimo, l'elefante. Fa pensare a? Un masso. Esattamente. È un grande sasso isolato abbastanza vicino alla strada e offre 2 cose diverse. Cioè? Una parete a ovest, all'ombra, che è perfetta per fare bouldering, e un'altra parete a sud con delle vie brevi già attrezzate. Ah, comodo. Magari per scaldarsi o se hai poco tempo. Sì, oppure proprio per chi ama le vie corte. Aggiunge un'altra possibilità, insomma. Quindi c'è un po' per tutti, mi sembra. Vie lunghe, vie dure, boulder. Ma arrivarci, com'è l'accesso generale alla falesia? Allora, le indicazioni sembrano abbastanza chiare. Da Tarcento vai verso Musi. Segui per un paio di svolte specifiche. Poi c'è un tavolo da picnic sulla destra. Lì si parcheggia. Ok, parcheggio trovato. E poi? E poi parte il sentiero. È ripido, Sono circa 15 minuti di salita. Ci sono le coordinate GPS per l'attacco del sentiero e magari dare un'occhiata prima su Street View può aiutare. Buona idea. Però c'è un'avvertenza importante su questo sentiero, mi pare di aver letto. Qualcosa legato al tempo. Sì, fondamentale direi. Il sentiero sale lungo un ghiaione. Aia. E le fonti sono molto chiare. Se piove o anche solo se minaccia pioggia, quel canale può diventare un torrente in piena molto velocemente. Pericoloso quindi. Molto. È fortemente sconsigliato andare su se il tempo è brutto o instabile. Meglio evitare rischi inutili, l'acqua sui ghiaioni è tremenda. Sicurezza prima di tutto. Ok, mettiamo caso che sia una bella giornata.
Siamo arrivati su, periodo ideale per andarci. E le protezioni in parete? Beh, il periodo migliore va da giugno a settembre, tempo permettendo ovviamente. Per la chiodatura, le info la danno come generalmente molto buona o ottima. Bene. Si parla di fix o resinati lunghi. E questo è rassicurante, no? Specialmente considerando che la roccia a tratti è un po' friabile. Una buona chiodatura aiuta a gestire meglio. Certo, dà più sicurezza. Quindi, per riassumere un attimo, Detules Furlannes è una falesia con diverse facce, vie lunghe e facili nel settore alto, vie corte e più toste alla Buse e poi boulder e vie brevi all'Elefante. C'è questo legame forte con la storia locale. La targa per nobile. Esatto. Ma richiede attenzione. Attenzione all'accesso col brutto tempo e attenzione alla qualità della roccia in certi punti. Proprio così. E tornando un attimo al nome, Proverbi friulani e a quella dedica, mi fa pensare, sai, forse ogni via, ogni passaggio su quella roccia è davvero come un piccolo proverbio, una lezione silenziosa che la montagna ti dà. Una bella immagine. E la condivisione delle informazioni, come ha fatto Webendana aggiornando la pagina, diventa fondamentale. Permette alla comunità di scoprire questi posti, di andarci preparati, con rispetto e magari di imparare i propri proverbi personali da quel calcare friulano. Chissà quali lezioni aspettano chi decide di andare a esplorarla. Un bello spunto finale.